Un saluto da Dr. Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia. In questo video ti faccio vedere come non devono essere fatti i denti su impianti dentali e il problema delle dentature in metalloceramica che sempre più spesso da cliniche estere vengono proposte a pazienti come ottime soluzioni, quando invece queste non sono delle ottime soluzioni. Quelle che ti mostro qua a schermo sono delle arcate su impianti dentali fatte in metalloceramica, che è una tecnica vecchia, antica, con cui si fanno i denti, una struttura di metallo sopra la quale vengono messe delle polveri di ceramica portate a 1000 gradi, queste fondono, vetrificano e il problema è che quando i denti si rompono, scheggiano. Non essendo fatti col computer, questi bisogna rifarli andando all'estero a mano, bisogna riniziare da zero. Per di più il metallo e la ceramica hanno un coefficiente di espansione termica differente, quando li rimetti in forno a cuocere questi esplodono, si spaccano. Sono più economici? Non lo so, dipende da cosa uno intende per risparmiare. Se rifare i viaggi all'estero per dover rimettere in mano quelle risparmiare, sicuramente no. E fate attenzione anche a chi dice che le gengive non vanno simulate, e dopo vi spiegherò perché, facendovi vedere che questo vi porta poi a un inestetismo estetico nel caso non si simulino i tessuti perduti dal paziente. Quello che vedi qua a schermo è un caso di riabilitazione completa di un paziente che soffriva di piorrea da tanti anni, denti inferiori invece che siamo riusciti a salvare, mentre nella arcata superiore abbiamo dovuto estrarre tutto quanto. Quelle che vedi qua sono le TAC tridimensionali prima e dopo, i denti sopra nella radiografia di destra non ci sono più, abbiamo posizionato impianti dentali, 6 impianti dentali, ricostruttiva dei seni mascellari, e nelle zone posteriori abbiamo messo degli stop impianti dentali per reggere la masticazione, evitare che sovraccaricasse la dentatura inferiore. Questo è il risultato finale, un biomimetismo assolutamente perfetto, denti in tono con la carnagione olivastra del paziente. Carnagione olivastra, non possiamo mettere dei denti chiari, molto chiari, perché sennò come gli africani in galleria vedi solamente i denti poi e la spiccherebbero troppo. Il grande lavoro fino che è stato fatto è la simulazione, vedi, dei tessuti perduti, denti, ma anche delle gengive. I denti sono belli quando si vedono un pelo anche di gengiva. Questo aveva poi delle labbra molto carnose, questo paziente, quindi abbiamo dovuto fare un sorriso molto più visibile. Il labbro superiore, quando è bello tonico, va in alto e scopre di più i denti. Sarebbe stato un errore qua non simulare le gengive, perché i denti sarebbero andati sopra il labbro, sotto il labbro del paziente. Quindi quando vi dicono denti con o senza gengiva, la gengiva ci va sempre. Un paziente che ha perduto i denti e le radici che reggevano i denti, se non simuli la gengiva è un problema. I denti artificiali vanno simulati sugli impianti dentali, ma bisogna simulare anche le gengive perdute. Questa è una foto con Dima, il nostro odontotecnico. Questo qui è il progetto digitale dell'arcata fatta col computer che reggerà i denti. In questo caso abbiamo usato una tecnica sofisticata, dove andiamo a riprodurre una struttura in titanio che poi sopra monterà una struttura di assorbimento di Pecton, e in più abbiamo pianificato tutte le ritenzioni dei singoli denti che saranno stati montati sul paziente in zirconio. Questo è l'accoppiamento tra il Pecton e il metallo. Invece nella prima struttura che ti ho fatto vedere viene semplicemente usato mettere una struttura metallica, te la faccio rivedere qua, con sopra fusa la ceramica. Nel nuovo costrutto invece più moderno che noi siamo andati a progettare col computer,
Invece abbiamo un accoppiamento macromeccanico tra più materiali, e sopra questi materiali vengono poi infine posizionata la gengiva artificiale, che in caso di riassorbimento della gengiva potrà essere ribasata a freddo e non a 1000 gradi a caldo, e poi abbiamo progettato i singoli denti con lo zirconio. Quindi avremo il bianco dello zirconio che simula i denti, il rosa del composito che simulerà le gengive, e all'interno abbiamo resistenza data dal titanio e assorbimento agli urti data dal pectone. E queste sono le strutture di zirconio che monteremo, poi abbiamo montato sopra alla arcata, che sarà a questo punto un'arcata avvitata e non incollata o cementata sugli impianti. Questo è il risultato estetico. Guarda la texture di superficie, come abbiamo simulato le incrinature sopra i denti non sono dei monocromatici tutti bianchi come le piastrelle del bagno. I denti hanno l'arancio, l'azzurrino, guarda il rosa pallido vicino alle gengive, il rosso scuro delle gengive. C'è una certa tridimensionalità di colori che ci permette di simulare il match esatto poi con i denti inferiori, che ti ricordo sono tutti i denti naturali del paziente. Questi sono i denti di altre cliniche, non ti dico chi è la clinica, lo scopo del video non è questo. Lo scopo del video è di educare il tuo occhio a riconoscere la qualità. Questi sono denti monocromatici, non c'è estetica, sembrano disegnati da un bambino. Guarda tra un dente e l'altro come si vede che la ceramica è tutta unita, e si vede che questa è ceramica fusa, è vetro. Questi invece sono delle simulazioni esatte di denti reali fatti col computer e simulati poi riprodotti dal robot. La gengiva qua è presente, se non ci fosse la gengiva ti ricordi i denti andrebbero sotto al labbro nella parte superiore. Infatti vedi a destra i denti fatti da noi, a sinistra i denti dove la gengiva non è stata simulata, denti finti che si vede lontano un miglio che sono denti artificiali. Questi invece sono denti biomimetici. Noi andiamo a bioemulare i tessuti perduti che siano denti e gengive, e questo ci permettono di ottenere, come vedi a destra, un camouflage perfetto, ovvero un camuffare i denti all'interno del viso, del display del sorriso. Una persona non direbbe mai che quelli a destra sono dei denti finti. Queste sono le proiezioni dei denti artificiali da più lati. Guarda l'arancio sulle superfici incisali, guarda le traslucenze e guarda la gengiva come indistinguibile dalla gengiva reale. Questi denti, ricordati, devono essere avvitati sopra gli impianti, non devono essere usate colle, ma devono essere usati viti, solo componenti meccaniche per svitare, avvitare l'arcata, poter fare la corretta manutenzione, poter andare in caso di problemi intervenire. Questo è il risultato finale, e questa è una comparazione tra denti in metalloceramica, denti di zirconio. Su un lato denti fatti da un bambino che non hanno realmente delle forme reali, chiunque li vede quelli dice non c'ha mai avuto i denti, belli questi denti, però non capendo tanto di odontoiatria non capisce la differenza che c'è pizza e pizza. Ci sono pizze che hanno forma di pizza ma non è pizza, e pizze che invece sono veramente pizza. Questi non sono denti a destra, sono denti fatti da un bambino, ripeto. Quelli a sinistra invece che vedi sono i denti che si fanno in Moldavia al nostro policlinico all'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica, e quelli sono delle bioemulazioni reali di denti reali. Questo è il risultato prima e dopo, paziente che ha finalmente ritrovato il sorriso perduto, e io qua dalla Moldavia ti faccio un saluto. Se anche tu necessiti di una riabilitazione come questa, estrema, e per te non è solo una questione di prezzo per prezzo ma anche prezzo per qualità, dai uno sguardo agli altri video che trovi qua su YouTube.